Eccoci qui cari telespettatori, come preannunciato parliamo di questioni che riguardano gli anziani, i pensionati, ma non soltanto. Lo facciamo con Assunta Motta del Dipartimento Welfare e Organizzazione della CGIL del Veneto, collegata con noi. Ben ritornata Assunta Motta, grazie di essere qui. Ciao. Allora, situazione sanità, situazione sociale del Covid, l'emergenza sotto certi profili è passata, però in realtà non bisognerebbe mai abbassare la guardia, questa è una cosa fondamentale, altrimenti in poco tempo si rischia di riprecipitare, non dico come eravamo prima, comunque situazioni molto gravi. Questo vale soprattutto per i più fragili. Poi per le case di riposo, anche lì è un capitolo tutto aperto, e poi per gli anziani, tante domande, tante perplessità. Qual è il vostro punto di vista anche di analisi, perché avete sotto mano diverse situazioni in diversi versanti, da quello lavorativo a quello appunto delle strutture delle case di riposo, quello di tante persone anziane, alle strutture ospedaliere dove lavorano anche, dove c'è tanto personale coinvolto, che sono state messe purtroppo al fronte con l'emergenza, no? Certo, certo. Beh, effettivamente è vero, nel senso che l'emergenza Covid dal punto di vista giuridico è ormai terminata, tant'è che lo stato di emergenza è stato annullato. Ora però la situazione non è risolta perché dai numeri che abbiamo, dai contagi che registriamo e anche dai decessi che purtroppo continuano a esistere, la situazione non è definitivamente risolta, anzi abbiamo una situazione che non è grave come lo era un po' di tempo fa, però è ancora in uno stato di contagio abbastanza avanzato. Come sappiamo è una malattia infettiva che oggi si sviluppa con sintomi più lievi o moderati rispetto alle situazioni preesistenti, spesso si guarisce senza aver bisogno di cure particolari, tuttavia però alcune situazioni permangono in forma grave e hanno bisogno di assistenza, a volte anche in terapia intensiva. Per cui la tutela dal punto di vista sanitario per se stessi e per gli altri comunque è da mantenere alta e lo stato di attenzione anche nei confronti di se stessi e degli altri, noi pensiamo che debba essere davvero ancora prestare molta attenzione. Per esempio i dispositivi, le famose mascherine, per il momento ancora devono essere tenute proprio per salvaguardare se stessi e salvaguardare coloro che ci stanno vicino. Secondo voi il Sì. fatto psicologicamente, perché dal punto di vista giuridico a un certo punto diventava quasi doveroso togliere questo stato di emergenza, Certo. perché tutti gli allertamenti possibili ci erano stati fatti, eccetera. Però psicologicamente, come dire alle persone, alla gente, il pericolo è stato scampato, non c'è più pericolo, non c'è più problema, come tutte le cose, le persone mollano lo stato di tensione, che è anche normale, fisiologico, però è anche pericoloso, perché abbiamo visto che cosa si rischia e quello che succede anche in altre realtà, no? Certo, certo. E dal nostro punto di vista noi pensiamo che sta anche alla responsabilità delle persone essere accorti e mantenere forse un po' più di attenzione proprio per evitare che in questa fase, che speriamo sia la fase finale, ci siano delle ricadute o addirittura delle situazioni che possano far retrocedere quella situazione pandemica grave che avevamo che speriamo di aver superato, insomma, ecco. Chiaro, infatti, Per assolutamente. cui da questo punto di vista alcune norme rispetto alle situazioni un po' più complicate pensiamo che debbano essere salvaguardate appunto attraverso l'attenzione individuale e la responsabilità individuale. Ecco, il parola responsabilità individuale è sacrosanto, perché altrimenti le persone improvvisamente si irresponsabilizzano, diventano, non so, È vero, c'è anche un po' di stanchezza da questo c'è punto un di po' vista di... e la comprendiamo, però Infatti, insomma. però bisogna sempre stare allerta, perché sembra che questo virus poi nelle sue mutazioni continui e resterà tra di noi per un bel po' di tempo. Io direi di Certo, vedere, perché voi avete preparato anche dei supporti di slide che sono interessanti per fare un po' il certo. punto della situazione. Ecco qua, norme anti-Covid, cosa
è andato a cambiare dal 1° aprile, perché poi non tutti hanno più capito molto, soprattutto certe persone anziane, così hanno difficoltà a fare il punto della situazione. Certo. Beh, noi rispetto alla situazione, all'evoluzione della situazione abbiamo cercato di sintetizzare il contenuto del decreto del 24 marzo ultimo che ha portato alcune modifiche relativamente all'utilizzo del Green Pass base e del Green Pass rafforzato. Allora, per alcune situazioni, e le vediamo qui indicate, addirittura il Green Pass non è più necessario e quindi abbiamo la possibilità di accedere nei negozi, negli hotel, negli uffici pubblici, nelle banche e nei bar e nei ristoranti all'esterno, la possibilità di accedere senza l'utilizzo, senza il controllo del Green Pass. Anche quindi nel bar ci si può sedere senza che venga controllato il Green Pass? All'esterno, All'esterno, sì. all'esterno, mentre all'interno purtroppo insomma, i controlli sono ancora previsti. Ecco. Chiaro. Mentre all'esterno, che prima era necessario il controllo, adesso non lo è più. Perfetto. Le banche tranquillamente, non occorre avere il Green Pass, anche negli hotel quindi. Anche negli hotel, certo, anche negli hotel, sì. Non serve più avere il Green Pass. Abbiamo invece il mantenimento del Green Pass rafforzato in alcune realtà dove la vicinanza con le persone è un po' più stretta e quindi le piscine, le palestre, lo sport di squadra e di contatto e i centri benessere, convegni e congressi, mantenendo oltre al Green Pass anche le distanze, i centri culturali, sociali e ricreativi, e cioè tutte quelle strutture le cui attività si svolgono al chiuso. Ecco, vi interrompo un attimo perché qua c'è stato posto il centro culturale e ricreativo, la bocciofila della situazione, dove si ritrovano gli anziani che ci hanno scritto che a volte sono un po' all'aperto, spazi grandi. È richiesto il Green Pass rafforzato quindi? Sì, per le realtà dove queste attività si svolgono al chiuso, mentre per dove si svolgono all'aperto non è necessario. Abbiamo gli spettacoli, gli eventi di competizione sportiva al chiuso, vedi? Sì, le visite nelle RSA, queste e anche per gli ospedali. Queste purtroppo ancora per queste purtroppo ancora è necessario il Green Pass rafforzato. Quindi RSA, a parte che converrebbe anche informarsi per ogni singola RSA, il numero di persone, i giorni e tutto, perché lì le possibilità di accesso attraverso appuntamento sono ancora vigenti. Infatti, e poi anche le feste, giustamente ho detto le feste, perché poi adesso ci avviciniamo anche al periodo delle festività pasquali, se vengono, o anche di compleanni, con la primavera c'è un po' il fiore di queste cose, se sono fatte al chiuso. È necessario il Green Pass rafforzato, così come i convegni. Adesso, insomma, in questi periodi si stanno svolgendo parecchi convegni, cinema, teatri, eccetera. Per cui per questi è necessario ancora mantenere il Green Pass rafforzato. Rafforzato, che però vuol dire, per ricordarlo a tutti, quello con la vaccinazione, oppure con la vaccinazione e guarigione, perché ci devono essere entrambi, e per gli over 50 obbligatorio? Certo, rimane obbligatorio, sì. Per cui non è cambiato niente, perfetto. No. Andiamo a vedere adesso invece il Green Pass base dove può essere richiesto, abbiamo queste slide. Allora, il Green Pass base adesso è utilizzato nei posti di lavoro, sia pubblici che privati. Cioè vuol dire che nei posti di lavoro è necessario avere il tampone? È necessario avere o il Green Pass base oppure il tampone che deve essere effettuato ogni 48 ore. Fino a poco tempo fa, cioè fino al 31 di marzo, era necessario avere il Green Pass rafforzato. E adesso è sufficiente il Green Pass base, sia per gli enti pubblici che per i posti di lavoro pubblici che per i posti di lavoro privati. Così come per l'accesso agli aerei, alle navi, ai traghetti, agli autobus interregionali e ai treni, ai ristoranti al chiuso, alle mense,
e anche alle mense con gestione dall'esterno, ai catering, per l'accesso anche ai concorsi pubblici, ai corsi di formazione pubblici e privati, agli eventi di competizioni sportive all'aperto, per esempio le maratone, le gare podistiche, eccetera. È sufficiente il Green Pass base, non più quello rafforzato come fino alla scorsa settimana, alle scuole, i servizi educativi per l'infanzia e l'università, e anche per le visite ai detenuti negli istituti penitenziari. Ecco, quindi adesso per quanto riguarda queste attività, diciamo che una modifica e un'apertura si è cominciata a intravedere. Ecco. Invece c'è poi l'utilizzo delle mascherine FFP2, che si è un po' modificata anche qui la richiesta di utilizzo, no? Certo, anche questa si è un po' modificata, diciamo si è un po' attenuato l'utilizzo. Anche qui per aerei, navi, traghetti, treni e autobus interregionali l'FFP2 è necessaria. Per il trasporto pubblico locale, perché adesso la capienza dei mezzi pubblici è tarata sul 100%, quindi diciamo che c'è più affollamento nei mezzi pubblici e quindi è necessario avere la FFP2, le funivie, le cabinovie se usate con la cupola. Poi abbiamo teatri, cinema, sale da concerto, locali di intrattenimento e musica dal vivo. Quindi ricordarsi che quando, infatti ricordarsi sempre che quando le persone dicono vado a uno spettacolo, a teatro, oppure posso andare al cinema, eccetera, ma anche se si prende un autobus, per esempio, che può sfuggire, o l'aereo, quando bisogna portarsi la FFP2, questo magari la FFP2 certamente non se lo scorda, sì. No, invece bisogna ricordarselo, No, bisogna ricordarlo perché potrebbe essere che ti bloccano in entrata. Non può salire, certo, viene rimandato fuori e quindi è spiacevole da questo punto di vista, insomma. Mascherina chirurgica, invece, quando, sì. Quindi quella mascherina, quella normale, insomma. È la mascherina quella un po' più leggera, di tessuto un po' più leggero, e indicare in maniera dettagliata l'utilizzo di queste, diciamo dove non è richiesta l'FFP2 è possibile utilizzare la mascherina chirurgica. Noi abbiamo indicato le sale da ballo, le discoteche, escluso però il momento del ballo, perché il momento del ballo è un momento un po' più di vicinanza e di respiro un po' più affannoso, per cui è necessario l'FFP2. Ah, quindi quando una persona si mette a ballare deve mettere l'FFP2? Certo, quando invece è seduta la mascherina chirurgica, e nei luoghi di lavoro è considerata come un dispositivo di protezione individuale. Negli uffici in genere, insomma, se uno la usa per tutto l'arco della giornata, a volte può essere alternato l'uso dell'FFP2, che il chiuso è un po' pesante, e soprattutto se non c'è affollamento nella sede lavorativa, alternare con la mascherina chirurgica. Voi avete scritto non c'è obbligo in caso di isolamento da persone non conviventi. Cosa vuol dire? Ma che l'utilizzo della mascherina chirurgica non è obbligato dalle norme per le persone che non sono conviventi, per cui potrebbe essere utilizzata tranquillamente, si potrebbe essere tranquillamente stare completamente senza mascherina nel momento in cui si sa che non ci sono contagi. In questo senso qui, perché se invece, ma lo vediamo nelle slide successive, abbiamo persone conviventi che sono contagiate, è necessario mantenere l'FFP2. Chiedo una cosa, in macchina? Sì. In macchina cosa si fa? In macchina con familiari vabbè è un discorso, ma se si trasporta una persona che non è convivente, non familiare, magari proprio una persona anziana, deve sedersi dietro con la mascherina, deve portare la mascherina? La distanza purtroppo deve essere mantenuta, e anche l'utilizzo della mascherina FFP2 sarebbe più che consigliato, ecco. Quindi in macchina mascherina FFP2 e mantenere la distanza, quindi la persona che non è convivente sta dietro. Certo, e diciamo che la distanza prevista non sarebbe neanche rispettata, perché il 1,5 metri
in macchina è difficile Infatti, per poterlo cui minimo rispettare. l'FFP2. Soggetti, Certo, certo. soggetti positivi, abbiamo i sintomatici Soggetti e gli positivi. asintomatici. Sì, allora per i soggetti che sono positivi è previsto intanto se è sintomatico sicuramente ha qualche sintomo, quindi il raffreddore, la gola che brucia, i sintomi che oggi sono più frequenti e per cui è necessario fare il tampone dopo 2 o 3 giorni, insomma, dagli effetti. E invece per gli asintomatici che sono venuti a contatto con persone positive è necessario l'isolamento per 7 o 10 giorni se non sono vaccinati, 7 giorni per i vaccinati e 10 giorni per i non vaccinati, al termine dei quali comunque è necessario risultare negativo a un tampone molecolare o a un tampone ordinario che vengono fatti nelle farmacie, insomma. Quindi la persona che ha avuto un contatto che è asintomatico deve per forza stare in isolamento 7 giorni? Sì, Ho sì. capito. Quindi anche se poi si mette l'FFP2 non importa, deve starsene in isolamento se ha avuto un contatto. Noi pensiamo che questa cosa sia necessaria proprio perché i contatti purtroppo avvengono nel momento in cui uno è asintomatico e rischia di contagiare in maniera importante Altre persone. colleghi, amici, persone conviventi. Quindi il fatto di mantenere le persone in isolamento è proprio perché è necessario salvaguardare se stessi Gli e altri. gli altri da ulteriori contagi. Chiaro. Contatti con positivi. Allora, quando uno c'è un contatto con positivo, mascherina FFP2 bisogna portarla? Bisogna comportarla, sì, sì, per 10 giorni, soprattutto quando si tratta di ambienti chiusi, quindi per forza la mascherina FFP2. E l'effettuazione del tampone all'inizio, quando compaiono i sintomi e poi in genere lo stabilisce il medico o l'ULS in cui viene chiesto un tampone all'uscita, il famoso tampone di liberazione, ecco, per poter essere sicuri di non essere più contagiosi. Chiaro. E poi invece c'è l'obbligo vaccinale. Beh, l'obbligo vaccinale è un obbligo che ormai insomma è da parecchio tempo che è istituito. Noi pensiamo che per alcune fattispecie di lavoratori sia veramente necessario il fatto che proprio per il tipo di attività che svolge abbiano l'obbligo vaccinale e quindi per il personale della RSA fino a dicembre di quest'anno. Per il personale docente educativo del Sistema Nazionale di Istruzione al momento è fino a giugno, quindi fino a conclusione dell'anno scolastico, e per gli over 50 anche questo fino a giugno del 2022. E ovviamente il personale sanitario. Certo, assolutamente. Io credo, relativamente alla slide precedente, che secondo me, forse abbiamo interpretata male, perché i soggetti positivi asintomatici devono starsi in isolamento 7 giorni, però il contatto con positivi non comporta di stare in isolamento, ma soltanto portare la mascherina Portare la FFP2 per 10 mascherina, sì. Sì, giorni. forse l'abbiamo Eh, detta in modo un po' frettoloso, ecco. sì, Adesso non infatti, c'è più l'obbligo di l'isolamento, isolamento, infatti, per non cui c'è più, uno va però è ugualmente. l'obbligo l'utilizzo della mascherina FFP2. Chiaro, assolutamente sì, questo è importante. Però quando si vanno a trovare le persone anziane, i propri familiari, eccetera, bisognerebbe comunque avere un po' l'accortezza di stare un po' attenti, gli anziani, relativamente alle persone Certo, anziane, per questo è importante. certo. Questo è E importante e io credo che avere un po' più di responsabilità, come dicevamo prima, e utilizzare la mascherina FFP2 aiuterebbe un po' tutti. chiaro. Poi la possibilità di fare magari un tampone
prima di andare a trovare le persone anziane, le persone fragili, le persone che sono malate. in quella situazione un po' più rischiosa, È doveroso, aiuterebbe maggiormente. Insomma, adesso poi è anche assolutamente. semplice fare i tamponi, per cui anche quelli casalinghi, insomma, sono Sarebbe meglio abbastanza farlo. alla portata di tutti, E ecco. anche per con i confronti dei bambini che sono i grandi portatori di questo problema, Certo, che certo, contagiano. certo. Allora, Assunta Motta, grazie mille, il tempo è volato, la ringraziamo tantissimo, buon lavoro, buon proseguimento, ci rivedremo Grazie. presto. Voi telespettatori lascio alla pubblicità, pochi secondi, poi ci rivediamo in studio e continuiamo le nostre interviste. Grazie.